Eder. Mech. Pallister. In riferimento alle chiavi rinvenute nella borsetta di Liliana Resinovic all'atto del suo ritrovamento, dopo averle viste, mi ero accorto che erano quelle di riserva che custodivamo con un portachiavi in legno, appeso nel corridoio. Specifico che quelle originali non le avevo rinvenute in casa e invito gli scriventi a visionare, insieme a me, le varie borse riposte nell'armadio per cercarle. Purtroppo però dopo averle cercate non le abbiamo trovate. Liliana è stata trovata con le chiavi di riserva, ma Sebastiano, tu hai idea di che fine abbia fatto il suo mazzo di chiavi? Assolutamente no, io ero all'oscuro di questo mazzo di chiavi suo non sono mai stato messo al corrente di questo. Strano, perché lei, essendo una persona precisa, di solito non lasciava le sue cose in giro. È vero, è un mistero, chissà, le avrà perse, le avrà lasciate da qualche parte, gliele avrà prese qualcuno, per dire, non lo so. Quando gli investigatori sono venuti da me dopo parecchio tempo, con queste chiavi mi hanno detto: guarda, queste sono le chiavi che abbiamo trovato nella borsa di Liliana, e siamo venuti qua per provare se sono veramente queste. Hanno provato tutto, e ho detto: guardate, sono legate col spago, sono le chiavi di riserva. In una delle prime interviste tu dici che Liliana aveva con sé le chiavi di riserva, ma tu come facevi a saperlo? Ma non lo so, io non ho detto che è andata fuori con le chiavi, io ho detto che è andata fuori, ma siccome hanno trovato le chiavi successivamente, non lo so, adesso dicono, mi trovi un po', non lo so. Guarda, io sono stato in questura ultimamente, mi hanno anzi, devo dirti com'è, sono venuti da me gli agenti, gli ho detto, mi fanno, avevano le chiavi in mano, mi hai chiesto la cosa delle chiavi, adesso mi viene in mente che te l'ho detto perché a casa non ho trovato le chiavi, per quel motivo ero veramente provato, stravolto, mi sono trovato in una situazione di blackout, proprio blackout totale. Liliana chiama se stessa o qualcuno chiama la segreteria? Ecco la risposta di chi ha passato le informazioni del video di stamattina. Ciao Eder, se ti va e quando ti va potresti rispondere tu, perché non posso rispondere io, che a tutti coloro che stanno dicendo che fa così quando scatta la segreteria, no, perché in realtà sul tabulato io non l'ho dettato, ci sono anche tutti gli scatti della segreteria telefonica che per la Vodafone credo sia 4200, una cosa del genere. Ok? Ciao, grazie ancora, bellissimo video. Liliana in molte occasioni è fotografata con uno scaldacollo nero e anche il 14 mattina sembrerebbe indossarlo. Poi sullo scaldacollo ci sta una mascherina bianca che la stessa Iva, la fruttivendola, riconoscerà, dicendo appunto che Liliana transita da lei con indosso una mascherina bianca. La cosa misteriosa di questo scaldacollo nero è che non verrà trovato insieme al corpo, ovvero nei reperti elencati negli atti non c'è traccia. La cosa ancora più simpatica è che Sebastiano Visintin quella mattina si riprende con la sua GoPro durante il giro in bici e, guarda caso, il 14-12 ha indosso uno scaldacollo nero. Qualcuno potrà dire: ma non è che è lo stesso? Non è che per caso Liliana non lo ha più indosso perché lo ha lui? Da questa foto, constatato che il fondo dei pantaloni è largo 12 cm e misurando il fondo su questa foto, e anche la scarpa ottengo la seguente proporzione. 20,35 sta a 120 come 45,60 sta a x. 20,35 è quello che mi risulta da questa foto essere il fondo dei pantaloni e 45,60 la misura della scarpa. Il risultato è 26,9 cm che corrisponde esattamente a un numero 42. Lei portava però 37 e le scarpe ritrovate erano 37. Il 37 corrisponde a un piede lungo 23,8 cm. Sicuro che quella ripresa in via Damiano Chiesa sia Lilly? Soffermiamoci su qualche strano personaggio che passa negli stessi minuti da Liliana dallo stesso punto.
Uno interessantissimo è questo perché improvvisamente si ferma, si rivolge verso l'auto, probabilmente per prendere tempo perché dà l'idea di stare arrivando alla fine della strada troppo presto, infatti non fa nulla e poi riparte, arrivando ai cassonetti proprio mentre c'è Liliana. Poco dopo transita un personaggio ancora più strano, lo vediamo adesso. Cosa di strano comunque lo approfondiremo meglio alla fine di questo video. Eccolo arrivare adesso.
Questo personaggio, piuttosto coperto come se non volesse farsi riconoscere, tiene una stranissima traiettoria. Invece di camminare dritto, si affianca ai cassonetti abbassandosi. Ecco, è evidente il gesto, si abbassa, come se non volesse essere ripreso dalle telecamere. Si occulta dietro i cassonetti e poi gira. Tra l'altro cammina anche abbastanza frettolosamente. Un altro dubbio amletico: chi saluta Gabriella? Gabriella saluta questa sua amica che infatti, se notiamo nella parte finale del video, alza il braccio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.